Buongiorno a tutti, intanto diciamo che Cuochi di Terra non è nata per la spinta di qualcuno, è la naturale creazione di un'unione, di un confronto di ristoratori e cuochi professionisti. Per cui il confrontarci tra noi, tra colleghi, ha dato la scintilla per far nascere questo gruppo di conoscenza e di confronto. Allora ci siamo accorti che nelle nostre attività ognuno aveva un percorso diverso di crescita e una forma diversa di affrontare un percorso verso la sostenibilità sia nei confronti del produttore, nei confronti della materia prima e anche dei nostri clienti. Per cui ognuno aveva degli aspetti positivi che poteva contaminare l'altro. E questo ci ha detto, ma perché non riusciamo a contaminarci e così riuscire a crescere tutti assieme e poter dare un senso di logica e coerente al nostro percorso. Allora il primo evento che è stato creato è stato fatto al ristorante Gambrinus, San Paolo di Piave, che fa parte della cerchia di questo gruppo di ristoratori, è stato il primo di una serie di eventi. Ovviamente stiamo capendo cosa aggiungere, cosa togliere, cosa modificare, perché non vorremmo fare dei percorsi culinari semplici, che è quello che già facciamo nelle nostre attività, ma riuscire a proporre dei percorsi particolari dove ogni volta il cliente si porta a casa un'emozione diversa o comunque approfondito un tema specifico, per cui evitare lo spreco, riuscire a capire la storicità dei prodotti, capire come lavoriamo noi in cucina, per cui questo è il percorso delle nostre serate, che può essere fatto in musei, nei ristoranti, adesso dobbiamo capire come riuscire a evolvere questo percorso. E perché lo facciamo? Lo facciamo per riuscire a continuare una ricerca, una formazione per poter proporre queste tipologie di iniziative e dopo, se la cosa continua in maniera proficua, anche che è il nostro obiettivo riuscire a raccogliere dei fondi per varie associazioni, che poi dipende, dobbiamo ancora individuare quali, perché intanto dobbiamo riuscire a partire noi e dopo destinare questi fondi a chi ha più bisogno, che siano sia inerenti al nostro settore o anche altre categorie. Insomma, non è questo. L'importante è fare, come diciamo sempre, il nostro motto è fare del bene, gratifica sempre, quando doni ti ritorna sempre in qualche forma.